Oggi è il giorno di San Giovanni XXIII. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi 11 ottobre è la giornata internazionale delle giovani ragazze. Si tratta di una ricorrenza celebrata ogni anno per sostenere l'intero spettro dei diritti delle ragazze. Nel 1995 alla Conferenza mondiale sulle donne a Pechino i paesi hanno adottato all'unanimità la dichiarazione La piattaforma d'azione di Pechino, il progetto più progressista di sempre per promuovere i diritti non solo delle donne ma anche delle bambine. La giornata internazionale delle bambine focalizza l'attenzione sulla necessità di affrontare le sfide che le ragazze incontrano nelle loro vite, promuovere l'emancipazione ed il rispetto dei loro diritti umani. Immagina non ci siano nazioni, niente per cui uccidere e morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace. È l'11 ottobre del 1971, nel pieno della guerra in Vietnam, quando John Lennon pubblica come singolo Imagine. Scalerà immediatamente tutte le classifiche e a decenni di distanza sarà votata all'unanimità come canzone del secolo. Sapete cos'è la fibra ottica? Si tratta di cavi velocissimi che inviano segnali sotto forma di lampi codificati di luce all'interno di fibre di vetro flessibili. La luce viaggia riflettendosi sulla superficie interna della fibra ed è cruciale l'angolo con cui il laser investe il vetro. Il multiplex permette di trasportare diversi segnali mediante laser di vari colori. Buon fine settimana ai 12, i pianeti continuano ancora a illuminare il cielo con degli aspetti fantastici, un po' meno forti di quelli di ieri, ma sicuramente molto piacevoli e soft. Bene, andiamo a vedere. Ariete, per voi la Luna sta facendo dei giochi di incoraggiamento su quell'insicuro Nettuno e su quella Venere opposta ai vostri gradi, per cui state sereni perché oggi avrete il tempo e il modo di ritagliarvi lo spazio giusto con il partner per discutere di qualcosa. Toro, per voi oggi la Luna porta dei balzi in avanti, vi fa fare i conti con i soldini e siete soddisfatti della prima settimana dopo un cambiamento lavorativo importante che vi dà dei risultati veramente apprezzabili. Cancro, per voi la giornata è sempre segnata dalla vostra dea, la Luna, che comunica ancora con tantissimi pianeti, il che vi fa smistare benissimo le energie e vi fa aggiustare tante cose intorno a voi. Quindi oggi, se proprio volete rimettere le cose a posto, dateci dentro, il cielo è con voi. Leone, è una giornata oggi che vede la Luna molto più attenta ai bisogni comunicativi e ai bisogni affettivi, per cui oggi inizia un weekend con un Leone molto confortato sentimentalmente parlando. Vergine, per voi la presenza di Venere nei vostri gradi è ancora contrastata dall'opposizione di Nettuno e Saturno, ma è proprio Urano che vi dà lo switch che vi serve, un'idea geniale, una cosa inaspettata che sorprenderà il partner e anche voi stessi. Bilancia, una giornata oggi che vede il trigono della Luna avvicinarsi a voi e scaldare il vostro Sole, che si trova alle prese con un Giove che ha dovuto contrastare tutta la settimana in termini lavorativi. Oggi però inizia un weekend più morbido, volto alla cura di voi stessi e a tutta una serie di ritualità in cui vi chiudete per stare bene. Scorpione, per voi il cielo è molto fluido e dinamico, anche se scalpita con Mercurio e Marte che proprio non riescono a comunicare bene. Ebbene, Plutone parla di un'attrazione probabilmente non troppo corrisposta, per cui abbiate pazienza, riprendete piuttosto la comunicazione e chiarite con una persona del passato. Sagittario,
per voi la giornata non è salutata dalla Luna in una maniera emotivamente ottimale, proprio perché la sua opposizione, che è meno forte di quella di ieri, ma ancora vi procura dei dubbi. Beh, se avete dei dubbi, chiedete direttamente a chi di dovere. Capricorno. Per voi la configurazione planetaria è abbastanza serena, solo Saturno contrasta ancora con Venere, ma è proprio Plutone a creare l'atmosfera di passione giusta che vi servirà nelle prossime ore della giornata. Acquario, sorprendenti come sempre, oggi riuscite a godere pure di una luna carezzevole e amicale e deve comunque portarvi qualche novità proprio perché ha toccato il vostro pianeta Urano in cui neanche voi speravate più. Pesci, alla Luna oggi è in quadratura, ma rappresenta più che altro il vostro bisogno di staccare, di spegnere un po' la comunicazione e di darvi un po' a riposo. Oggi ne vediamo decine al giorno, ma fino all'11 ottobre del 1960 la televisione italiana non aveva mai trasmesso un programma politico. Il primo fu Tribuna Elettorale, con la conduzione del giornalista Gianni Granzotto. Accolse per oltre un decennio ospiti come Aldo Moro, Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. L'immediato successo convinse la RAI a lanciare nel 1961 un altro spazio simile con il nome di Tribuna Politica. Anche nei momenti in cui tutto sembra più complicato non bisogna mai demordere, arriverà per ognuno il suo momento di gloria. Every dog has his day. Letteralmente ogni cane ha il suo giorno. È l'espressione che si utilizza per incoraggiare qualcuno e dirgli di non demordere. A un certo punto arriverà la fortuna o il successo. Si trascina da una sala da gioco all'altra, in preda alla ludopatia. Il matto del giorno è il giocatore dell'omonimo romanzo di Fëdor Dostoevskij, scritto in soli 28 giorni di febbrile attività nell'ottobre del 1866. Per Alexei Ivanovich è indifferente vincere o perdere, tutto ciò che conta è il demone che lo incalza e che lo rende schiavo del tavolo verde. Ci salutiamo con la frase del giorno. Pasolini era mio padre, mio fratello, mia madre. È un mondo che mi porto dentro, non riesco a condividerlo con nessuno. E come ogni giorno, viva l'arte, la poesia e la vita. E con questo ci salutiamo anche per oggi. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata.